Buongiorno. Buongiorno. Siamo a Ravenna e oggi partiamo per l'ultima tappa, anche perché è ora che mi faccia la barba. I ciclisti della panza colpiscono ancora, i golosoni. Bella Ravenna al mattino che dormono in tanti. Però quella laggiù è Sant'Apollinare in classe. Qui c'era il porto, il mare arrivava fino qui, gente. 15 km più interno di quello che è ora. Questi sono tutti ammiratori di Bici in Viaggio, vero? Tutti, Bici in Viaggio! Quindi abbiamo quasi 6 ascoltatori. Quando mi ricordo la Nicolosi come ce lo raccontava. Vedi, è considerata il più grandioso esempio di basilica paleocristiana a 3 navate senza matronei. Abbiamo lasciato Sant'Apollinare in classe, quindi la città di classe dove anticamente c'era il porto, e adesso andiamo a Lido di classe dove adesso c'è il mare e ci incontreremo con i nostri amici che sono venuti incontro per chiudere in bellezza questo Giro 2020 dell'Adriatico. I get the vibe that you're distant. Devo proprio dire che finiamo in bellezza. Buongiorno. I see it in your eyes. Something isn't right. Tell me again what I'm missing. 'Cause you're fading out. We've been here before. Tell me again, just tell me again, and I'll make it right. Don't go through that door. Tell me again, just tell me again, and I'll make it right. It is a lie when you tell me
quando finisce un viaggio rimane sempre un gran senso di vuoto, perlomeno a me. Te sei meno... Adesso vediamo se riusciamo a incrociare Daniele e Satoko e Ken, ovviamente. Questo certo che è un'accoglienza per un rientro da un giro, ma adesso io me l'aspetto anche al prossimo. We've been here before. Tell me again, just tell me again, and I'll make it right. Don't go through that door. Tell me again. Fate tutti la faccia sorridente che vi sto filmando. 1, pulsazioni a 3000, 3, 4. Oh, siamo quasi una squadra! Tell me again. Tell me again. Gli ultimi 10 chilometri e poi saremo a Cesena. Se non avete avuto ancora il coraggio di mettere mi piace, fatelo adesso. Anche non mi piace, ma fateci sapere la vostra opinione. E poi ovviamente iscrivetevi al canale. Direi che siamo arrivati. Arriviamo un po' sgranati. Abbiamo da prendere la macchina e tornare indietro. Abbiamo ancora un bel pezzo di strada in macchina per rientrare a casa. Buone pedalate a tutti e come al solito, viva la bicicletta!